Con il Super Green Pass si entra nei locali, senza si resta fuori. Scatta dal 6 dicembre l'obbligo di certificazione da vaccino in bar e ristoranti, obbligo per il cittadino consumatore, obbligo per i gestori dei locali che indosseranno la veste dei controllori a loro volta controllati. Ormai siamo diventati sostituti, anzi sostituti d'imposta, sostituti della pubblica sicurezza. Noi non possiamo metterci alla porta a chiedere tu puoi entrare, tu non puoi entrare, tu hai il Green Pass, quale ce l'hai, vaccinale, no, ce l'hai quello là, perché l'applicazione a tutt'oggi non riconosce se parliamo di un Green Pass fatto da vaccini o un Green Pass da tamponi. Siamo alla follia più grande. Avremo delle perdite intorno al 40%, minimo del 40%, in più dobbiamo mettere delle persone a controllare. Se questo lo Stato vuole, ci sta distruggendo ancora una volta. Se noi altri dobbiamo controllare, tutti quelli che vengono dentro sino alla porta, è un problema, sicché devono essere un po' più chiari. Per la sicurezza di tutti è giusto farlo, perché se c'è una legge, c'è una regola, va rispettata, punto. Questo è. Chi entra deve avere il Green Pass, altrimenti penso che passando lo scanner col cellulare venga fuori rosso chi non ce l'ha o ha un tampone. Perciò entreranno solo chi ha il Green Pass. Noi siamo molto fortunati perché comunque lavoriamo totalmente all'esterno, quindi noi il controllo, quello che sarà l'entrata nel nostro plateatico lo faremo comunque. Per l'interno, ovviamente per quei 12 posti che noi abbiamo, sarà solo per il Super Green Pass. La problematica per me è all'apice, cioè ci sono delle persone che sicuramente si passano anche i Green Pass tra amici e cose del genere, quindi il controllo è molto difficile farlo che sia esatto.